Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, un cordiale saluto dal Pala Restivo di Cagliari, terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, girone A in campo Virtus Cagliari e Rittmeyer Brugge Marghera, una sfida che vado a commentare in compagnia di Nicola Massa, assistant coach di Marco Sassaro all'Accademia Basket. Ciao Nicola. Ciao a tutti, buonasera. Allora Nicola, è arrivata finalmente la tanto sospiratissima prima vittoria in campionato della Virtus Cagliari la settimana scorsa, un po' a sorpresa se vogliamo, sul campo della Eco Dentalpo, che io avevo commentato già in 2 occasioni nel corso di questa stagione. Mi aveva fatto una grande impressione, per farmi capire una volta di più che io di pallacanestro non ne capisco niente. È caduta in casa proprio con la Virtus 69-59 il punteggio finale, decisivi 19 punti di Silvia Sarni, nuovo acquisto della Virtus Cagliari, che parte in quintetto. È direi un rinforzo che è servito anche dal punto di vista morale, non solo dal punto di vista di allungare la rotazione di coach Gianni Montemuro. Un nuovo innesto in corsa porta anche qualcosa in più dal punto di vista dell'entusiasmo, a quanto pare. Ma sei una giocatrice così che ha fatto diversi anni di A1, una lunga, riesce a dare fiducia e sicurezza a tutte le altre, riesci a scaricarle tante responsabilità, e probabilmente sia Masic sia Scibelli, che con lei sotto ha più libertà, riescono a rendere anche di più. Primi 2 punti in campionato, come abbiamo detto, per la Virtus Cagliari, 16 punti invece per Marghera, che viaggia nella tranquillità del centro classifica. Siamo in debito degli starting 5 di entrambe le formazioni, la situazione di punteggio è ancora di 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita ad andare a segno. Virtus Cagliari in campo con Mia Masic, Giada Ballardini, il nuovo acquisto con la casacca numero 29 proprio Silvia Sarni, ci sono anche Carolina Scibelli e Sabrina Paciglio. Per Marghera invece in campo la numero 12, si tratta di Giulia Cecili, la numero 7 si tratta di Erika Striulli, ex Cus Cagliari, ma avremo modo di parlarne nel corso di questa telecronaca. Ci sono anche la numero 6 Irene Mattiuzzo e la numero 9 Carla Fabris, c'è anche la numero 16 Biancat che chiude il quintetto a disposizione di coach Francesco Iurlaro. È arrivato il primo canestro dal campo, lo ha realizzato la Virtus Cagliari, prova a rispondere Marghera, arresto e tiro, una mattonata da pochi passi per la numero 9 Carla Fabris. Dall'altra parte del campo Sabrina Paciglio in angolo per Scibelli, vuole affidarsi nuovamente a Paciglio, il taglio di Masic, il giro sul perno, il tiro in allontanamento è sbagliato ma giganteggia a rimbalzo Sarni. Virtus Cagliari, Nicola, che è una delle peggiori formazioni a rimbalzo di questo torneo di Serie A2, ha provato anche con l'innesto di Sarni a sistemare le cose. Da questo punto di vista impatto fisico, possiamo dire, di Sarni direi decisamente importante. Già dai primi minuti si vede che fisicamente e tecnicamente anche una marcia in più rispetto alle sue pari ruolo, riesce a ricevere sempre dentro la palla e crea sempre delle situazioni pericolose. Ha già fatto 2 punti, subito un fallo e sta andando in lunetta. Una giocatrice molto, credo, forte per la categoria. Apporto subito sostanzioso dunque da parte di Silvia Sarni, alla pivot foggiana classe 1987, tanta esperienza in Serie A1 per lei tra Comense, Taranto, Napoli, Maddaloni, Faenza, Orvieto e nell'ultima stagione anche Umbertide. È arrivato un altro errore intanto per Marghera, si lotta a rimbalzo, chiamata una palla contesa se non ho visto male, dunque la Freccia premia la formazione veneta che rimane in attacco con la rimessa che sarà appannaggio di Carla Fabris. La palla fuori, il tiro tentato, anzi era una finta da parte di Striulli, il pallone che balla sul ferro e poi esce. Buon impatto in partita da parte della Virtus Cagliari, in vantaggio per 3-0 qui al Pala Restivo. Sabrina Paciglio dal palleggio, il blocco di Sarni, creato lo spazio per la penetrazione di Sabrina Paciglio che sbaglia ancora un rimbalzo troneggiante davvero da parte di Sarni, decide di riniziare. Allora Giada Ballardini dal palleggio, ancora
a cercare Sarni che fa secco un'avversaria, prende un tiro in allontanamento e poi Carolina Scibelli, anche lei molto importante in questa fase della stagione per la Virtus Cagliari, a strappare questo pallone. Altra rimessa in zona offensiva, se ne incaricherà proprio Giada Ballardini. L'uscita dai blocchi di Mia Masic, non riceve, si prova ad andare sotto ancora da Silvia Sarni, capisce tutto però la difesa di Marghera, 1 contro 1 qui. Pacilio dall'alto della sua esperienza, di Nicola, induce all'errore l'avversario. Sabri è una giocatrice per questa categoria, credo una campionessa, tanti anni di A2 anche ad alto livello, fa sempre la cosa giusta ed aiuto per le compagne, un capitano vero. Tu la conosci molto bene perché l'hai avuta all'Astro Cagliari per 2 anni, lo scorso anno, anzi nelle ultime stagioni sei stato vice di coach Carlo Zedda proprio nell'Astro Cagliari in A2 femminile. È arrivato intanto il primo canestro della partita anche da parte di Marghera, 3-2 il punteggio in favore della Virtus. Qui rimessa comandata in favore proprio di Marghera, ricordiamo anche quella che è la coppia arbitrale chiamata a dirigere questo incontro, Cristina Mignogna di Milano e Sara Canali di Gandino. Rimessa per Marghera già eseguita, il palleggio da parte della numero 12, si tratta di Giulia Cecili, il passaggio consegnato ancora per Cecili, l'uscita dei blocchi da parte di Mattiuzzo, miglior marcatrice di Marghera, palla fuori per Striulli. Pensa al tiro, palla ferma tantissimo per Striulli che prova a prendere la linea di fondo, lo scarico fuori ancora per Cecili, il tiro dalla lunga distanza allo scadere dei 24 secondi è sbagliato. Scibelli e poi Giada Ballardini, ancora la Virtus Cagliari in zona offensiva con Carolina Scibelli, il passaggio consegnato per Mia Masic, lavora coi blocchi Sarni, bel taglio dentro da parte di Ballardini che riceve poi scarica all'indirizzo di Sabrina Pacilio. Direi Nicola Massa che la Virtus mi sembra aver approcciato nel migliore dei modi questa partita, serviva un approccio aggressivo dal punto di vista mentale, del resto la squadra di coach Gianni Montemurro non ha più niente da perdere, dunque così andava approcciata questa partita, sei d'accordo? Hanno iniziato molto bene, attente, decise, alternano bene il gioco fuori col gioco sugli esterni, la stessa Sarni gli permette di avere molte alternative nel ricevere la palla, la riscarica fuori, così come Pacilio e Masic sono molto concentrati anche in difesa dove non concedono mai tiri facili sinora. Altro errore per Marghera, rimbalzo importante ancora da parte di Carolina Scibelli, riparte Mia Masic, mano destra per lei come sempre mandata sulla mano debole da parte delle avversarie. Cerca Sabrina Pacilio in punta, Pacilio palla ferma, prova a partire in palleggio, Pacilio sfida la difesa di Marghera, l'errore al tiro, lotta come sempre a rimbalzo Sarni, l'ultimo tocco però è suo secondo gli arbitri, dunque rimessa per Marghera, 3-2 sempre il punteggio, molto basso a dire il vero quando siamo quasi a metà del primo quarto di gioco. Virtus Cagliari, Rittmeyer, Brugg, Marghera, terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, girone A, Directasport.it, Sardegnasport.com come sempre al fianco del basket in rosa sardo. Non solo, domani come sempre vi racconteremo l'impegno casalingo del Sustentus Estu nel campionato di Serie C, sfida contro la Torre. Si è arrivato intanto il sorpasso da parte di Marghera, canestro dalla lunga distanza che è valso il 5-3 in favore della formazione allenata da coach Francesco Iurlaro. Ora qualche difficoltà in zona offensiva per la Virtus, la palla in angolo con Masic, a segno dalla lunga distanza, direi Nicola, discreta mano di Masic. Ottima giocatrice, molto giovane tra l'altro. Nel mirino della nazionale croata addirittura. Beh, fisicamente e tecnicamente è un talento importante. Se poi lei avrà voglia di lavorare e continuare a crescere, è ovvio che avrà tutte le possibilità per diventare una giocatrice importante anche in categorie superiori. Lo scorso anno giocava a Muggia, mi dicevi prima a microfono spento che ti aveva già destato un'ottima impressione. Sì, ci aveva creato grosse difficoltà perché è molto fisica, difficile da marcare, una ottima mano sinistra, non è semplice da difendere su di lei. Non è semplice difendere nemmeno su Striulli, andata a segno con l'arresto e tiro che vale il nuovo sorpasso Marghera sul 7-6. Striulli per 6 mesi giocatrice del CUS Cagliari nella stagione 2012-2013.
arriva anche lei dalla massima serie dove ha giocato lo scorso anno a Napoli, circa 5 punti di media in 21 minuti per lei, sempre 7-6 il punteggio, 4 minuti e 22 al termine del primo quarto. Marghera in attacco con la rimessa eseguita da Striulli, le indicazioni di coach Iurlaro in panchina anche all'indirizzo appunto delle giocatrici sedute in panchina. L'uscita dei blocchi di Striulli che guarda il canestro, preferisce andare dalla numero 6 Mattiuzzo, lo scarico fuori per Cecili, ancora un tiro dalla lunga distanza, ancora un errore per il playmaker di Marghera che però lavora bene a rimbalzo d'attacco, la palla torna fuori, ancora per Striulli, il passaggio consegnato di Biancatta, ancora per Striulli che tiene tanto la palla nell'attacco di Marghera, ora un altro tiro dalla lunga distanza, un altro errore, l'ultimo tocco a rimbalzo è stato di Sabrina Pacilio. Nicola, qualcosa da sistemare però a rimbalzo da parte della Virtus. Sì, le piccole di Marghera che prendono tanti rimbalzi dal lato debole, credo che il coach Montemurro adesso dirà qualcosa perché c'è poco tagliare fuori, soprattutto sulle loro esterne. Time out in campo, dunque lo ha chiamato coach Gianni Montemurro e noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa. 3 minuti e 50 al termine del primo quarto di gioco al Palarestivo di Cagliari, si torna a giocare con Marghera in attacco, potenziale gioco da 3 punti ancora per Erika Striulli che tiene bene il contatto, va a segno e più 3 Marghera ora sul 9-6 con anche il libero aggiuntivo per Erika Striulli, giocatrice classe 1990, ne abbiamo parlato in precedenza. 6 mesi al CUS Cagliari in A1 nel 2012-2013, cambio in regia intanto per coach Gianni Montemurro, dalla panchina forze fresche, c'è Valentina Mura con la canotta numero 10, esce Giada Ballardini. Valentina Mura, ne parlavamo prima Nicola, giocatrice di gran talento, in regia può dare tanto alla Virtus. Sì, talento davvero cristallino, già diversi anni che fa campionati di Serie A, va per i 22 anni e ora un po' che inizia a essere una giocatrice importante. Ad avere un ruolo importante in una squadra come la Virtus che si sta giocando la permanenza nel campionato di Serie A2 femminile. Dal palleggio Striulli trova in angolo Cecili, si torna ancora da Striulli, partenza bruciante e scarico ottimo all'indirizzo della numero 16 Biancat, saggio di talento individuale incredibile da parte di Striulli con quel primo passo davvero molto difficile da marcare. Virtus Cagliari ancora in attacco, stavolta con Valentina Mura, su di lei la difesa da parte di Cecili. Valentina Mura contro la pressione dell'avversaria, Sarni si prende un tiro dalla media distanza, lo manda a segno dimostrando di avere non solo dimensione interna ma anche buon tiro dalla media distanza, e Virtus Cagliari che accorcia dunque sul -4, adesso 12-8 il punteggio, infrazione di passi intanto, dunque palla persa per Marghera. 2 minuti e 47 secondi al termine di questo primo quarto di gioco. Virtus Cagliari con un orecchio proteso anche agli altri campi e soprattutto alle partite delle avversarie che sono in concorrenza diretta per la salvezza in questo campionato di Serie A2 femminile, in particolare Castelnuovo Scrivia e Bolzano che sarà impegnata sul parquet di Fassi Albino questa sera alle 21, mentre invece Castelnuovo Scrivia che sarà di scena contro Broni alle 18, Broni dove milita peraltro una giocatrice di casa qui alla Virtus come Angela Dettori. Marghera adesso in attacco con Cecili, il pallone in punta, arriva il blocco di Fabris, ora il palleggio da parte di Mattiuzzo, la palla fuori ancora per il tiro della numero 6 in maglia blu, tiro che non trova nemmeno il ferro, punteggio ancora basso direi qui al Palarestivo, 12-8 il punteggio, cambio per coach Iurlaro, esce con il numero 16 Biancat ed entra con il numero 20 invece Beatrice Baldi, lunga di Casa Marghera. Qui palla banalmente persa dalla Virtus dopo la rimessa, arriva il tiro dalla media distanza sbagliato, recupera il rimbalzo Sarni che poi si avventura in palleggio, una serie di errori Nicola davvero banali da parte della Virtus a questo punto della partita, non se ne sentiva necessariamente il bisogno. No, qualche calo di concentrazione, abbiamo iniziato come abbiamo detto molto concentrati, adesso sembra un po' accusare il colpo, perché Marghera ha iniziato a macinare un po' di gioco soprattutto con Striuli e cose che
molto brava a spaccare la difesa e rimettere la palla fuori costringe la Virtus a ruotare in difesa e inseguire sempre. L'idea di gioco di Marghera sembra un po' quella di dare la palla in mano a Striulli, che ha il compito di inventare, magari creare situazioni, muovere la difesa per creare poi delle situazioni di vantaggio. Esatto, costringono le lunghe della Virtus, Sarni e Scibelli a cambiare sulle loro piccole e poi si trovano sempre in sottonnumero nel recupero dal lato debole. Qui gran recupero difensivo da parte di Sabrina Pacilio, stoppata, rifilata alla sua diretta avversaria. 1 minuto e 16 al termine del primo quarto, più 4 Marghera, 14-10 il punteggio. La rimessa all'indirizzo di Mattiuzzo accoppiata con Masic, la palla in punta per la partenza ancora bruciante da parte di Striulli, che stavolta però si trova la strada chiusa, finisce a terra Pacilio, non c'è fallo in attacco, il tiro dalla lunga distanza sbagliato da parte di Marghera, ma ancora una volta si dorme a rimbalzo con ancora il pallone nelle mani di Striulli, che può inventare qualcosa dal palleggio, va dentro, cerca lo scarico, trova il piede di Silvia Sarni, altro pallone incredibilmente perso dalla Virtus per la disperazione di coach Gianni Montemurro, e quando sbagli tanto, Nicola, alla fine arriva anche la punizione, canestro da 3 punti realizzato da Irene Mattiuzzo. Qualche errore di troppo adesso. Qualche disattenzione di troppo che sta concedendo a Marghera diversi secondi tiri. Ti lascio commentare questo scarico. La differenza nel punteggio sia tutti là, in tutti i secondi tiri e rimbalzi che stanno concedendo. Precedenza scarico illuminante da parte di Sabrina Pacilio all'indirizzo di Scibelli, che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Altro avvicendamento sotto le planche per Marghera, esce Fabris ed entra, anzi torna in campo con il 16 Market Irene Biancat. 2 liberi dunque per Carolina Scibelli, giocatrice classe 1986, anche lei molto importante nell'ultima partita vinta dalla Virtus Cagliari sul campo di Fassi Albino. C'è anche un altro cambio per coach Iurlaro, un po' di confusione attorno al tavolo. Prima ci sono da eseguire i liberi a disposizione di Carolina Scibelli, che sbaglia però la prima conclusione a cronometro fermo. Sta iniziando a diventare importante il margine di vantaggio di Marghera, ora più 7, 17-10 il punteggio. 1 su 2 per Scibelli, che ha anche un gesto di stizza dopo il libero realizzato. Intanto esce con il 6 Mattiuzzo, entra con il 4 Laura Nicolini, giocatrice di casa anche lei in Sardegna, ex Virtus Cagliari nella stagione 2011-2012, italo-argentina, nativa di Florida, sobborgo settentrionale di Buenos Aires, in Italia a partire dal 2000 con Chieti e poi 3 stagioni al CUS in A2 dal 2006 al 2009 e di casa in questa città. Dunque Laura Nicolini, intanto speso il fallo a 4 secondi dal termine del primo quarto. Sabrina Pacilio su Striulli, non ci sono liberi per Striulli, c'è una rimessa dal lato, quarto fallo di squadra da parte della Virtus nel corso di questo primo quarto. Vedremo come Marghera andrà a gestire questi ultimi 4 secondi con la rimessa di Nicolini per Striulli, che prova a inventarsi un tiro in corsa, la palla che colpisce la struttura del canestro, il cronometro che non si è ancora esaurito, c'è ancora un secondo da giocare qui al pala restivo. Vedremo se la Virtus riuscirà a prendere una ultima conclusione. La palla per Sarni, finisce qui il primo quarto. Marghera è avanti sulla Virtus Cagliari con il punteggio di 17-11, intervallo al pala restivo, mini intervallo al pala restivo, e anche noi andiamo a prenderci una piccola pausa prima di raccontarvi il secondo quarto di Virtus Cagliari Rittmeyer Brugg Marghera. È iniziato il secondo quarto al pala restivo di Cagliari, più 6 Marghera dopo i primi 10 minuti di gioco, 17-11 il punteggio. Ancora in attacco la squadra veneta con il pallone come sempre nelle mani di Erika Striulli, che prova a inventarsi qualcosa dal palleggio. Sarni prova a tenere il cambio difensivo, la palla sotto per Fabris. Scibelli era convinta di non aver commesso fallo, non è dello stesso avviso la coppia arbitrale. 2 liberi per Carla Fabris, spedita in lunetta. Nicola Massa, come ti è sembrata questo fischio arbitrale? No, più che il fischio, la situazione che si è creata diverse volte prima, con la Virtus costretta a cambiare
si è creato il mismatch sotto canestro con Valentina Mura che ha dovuto marcare la lunga avversaria. Interessante questa lettura, questa situazione che Marghera sta spesso e volentieri cercando. Qui ancora un'altra palla persa dalla Virtus Cagliari in maniera assolutamente banale, rimane a terra Fabris, c'è da soccorrerla, colpita fortuitamente al volto la giocatrice in maglia numero 9 di Marghera. Sarni va subito a sincerarsi delle sue condizioni. Intanto Nicola, possiamo commentare questa serie incredibile di palle perse banali da parte della Virtus, che non è riuscita ancora a registrare questo difetto nemmeno dopo tanti sforzi di coach Gianni Montemurro, che abbiamo sentito urlare a gran voce anche al primo mini intervallo. Ma sì, hanno iniziato, rispetto all'inizio hanno perso un po' di concentrazione che gli ha appunto fatto prendere questo piccolo svantaggio. Credo che se ritrovano la concentrazione dall'inizio è una partita che possono tranquillamente vincere. Ti chiedo anche un'altra cosa, un'impressione generale da tecnico vedendo questi primi minuti di gioco. Secondo te ci sono 12 punti di differenza tra queste due squadre, così come dice la classifica? Ma bisogna tenere conto che la Virtus ha appena preso Silvia Sarni, così Che sposta sicuramente. che sposta sicuramente gli equilibri, presumo, in qualsiasi squadra di questo campionato. Così no, però se togli Silvia Sarni dalla Virtus forse la differenza c'è. Si torna a giocare al pala restivo, ancora Striulli con la mano sinistra, torna indietro, palla in mezzo alle gambe, il blocco di Biancat, poi la palla fuori per Nicolini dal palleggio. Nicolini si deve inventare qualcosa, passo d'incrocio contro Pacilio e poi il tiro di Biancat sbagliato, rimbalzo da parte di Sarni che poi trova un'apertura in Valentina Mura. Sabrina Pacilio ora a gestire dal palleggio, cerca il pallone Nicolini, ultimo tocco proprio di Laura Nicolini. Direi, Nicola, molto interessante questo duello tra giocatrici molto esperte. Molto esperte e grandi amiche. Anche Nicolini, una giocatrice fortissima per questa categoria, che ha giocato anche a livelli superiori. Ovviamente tutti e due un po' grandi di età, ma che ancora possono dire tranquillamente la loro in questi campionati. Assolutamente d'accordo con questa tua valutazione. Altro cambio intanto per coach Iurlario, e arriva un cambio anche per Gianni Montemurro. In campo c'è Beatrice Mastio con la canotta numero 9, esce Sabrina Pacilio. Dall'altra parte invece c'è il primo ingresso in campo di Claudia Castria con la canotta numero 10, rimessa in gioco eseguita da parte di Marghera, ancora con Striulli dal palleggio, il blocco di Biancat e poi il fallo sul tiro di Striulli commesso da Valentina Mura, che non si capacita della chiamata arbitrale, fallo che porterà in lunetta Erika Striulli. Diamo un'occhiata anche alle statistiche, perché Striulli è già avanti dal punto di vista delle realizzazioni personali. 7 punti per lei, 3 su 6 da 2, 0 su 1 da 3, 1 su 1 ai liberi. Vedremo se riuscirà a ritoccare ancora il suo tabellino. Va a segno il primo libero. Dall'altra parte per la Virtus Cagliari 7 punti di Silvia Sarni e 3 per Masic, con un punto realizzato dalla lunetta anche da Carolina Scibelli. Sono le uniche 3 giocatrici della Virtus Cagliari che sono riuscite ad andare a segno nel corso di questa partita. È arrivato intanto il 2 su 2 dalla lunetta, dunque sale a quota 9 Erika Striulli. Il palleggio di Valentina Mura, prova a prendere posizione in post Scibelli, dà un'occhiata alle compagne, la partenza spalle a canestro, passo d'incrocio classico da parte di Carolina Scibelli, che ha nelle sue corde sempre questo movimento, questo passo d'incrocio dal post basso. Le avversarie la conoscono, però rimane sempre molto complicata da marcare. Ma guarda, lì sotto nelle tacche basse lì è veramente brava. Credo che possa usufruire ancora di più della presenza di Sarni in campo, che probabilmente gli consente di avere meno pressione sotto le planche. Qui scarico difficile per Lusso, che deve prendere la penetrazione, ed è brava Valentina Lusso, perché si prende il fallo della difesa andando a cercare la penetrazione con coraggio. Primo fallo, anzi secondo fallo del secondo quarto per Marghera. 11-19 il punteggio, più 8 per la formazione ospite. 8 minuti e 24 al termine del secondo quarto qui al Pala Restivo. Directasport.it e sardegnasport.com. Valentina Lusso in lunetta sbaglia
il primo libero a sua disposizione. Valentina Lusso, giocatrice classe 1994, 0-2 per lei, rimbalzo da parte di Nicolini che prova a imbastire una nuova azione offensiva, chiamato lo schema a pugno, il blocco di Biancat, mano sinistra, si butta dentro Nicolini, la palla fuori per il tiro dall'angolo sbagliato e non di poco da parte della numero 20 Beatrice Baldi. Ora Beatrice Mastio, il passaggio consegnato per Valentina Mura, su di lei la difesa di Castria. Valentina Mura, la penetrazione, il tiro in corsa sbagliato da parte di Valentina Mura, sempre più 8 in favore di Marghera che ora può allungare ancora come sempre con Erika Striulli, la palla fuori per Baldi e la palla ancora all'indirizzo sempre di Striulli, catalizzatore di quasi tutti, anzi direi di tutti i possessi offensivi di Marghera. Stavolta è arrivato l'errore, Valentina Mura a gestire dall'altra parte il giro sul perno, prova ad andare dentro stavolta da sinistra, lo scarico fuori per Carolina Scibelli che sbaglia il tiro dall'angolo, va a rimbalzo forte Beatrice Mastio, trova un fallo, anzi trova una rimessa, l'ultimo tocco è stato della difesa di Marghera. 7 minuti e 27 al termine del secondo quarto, altro cambio per coach Iurlaro sul parquet, c'è nuovamente con il numero 6 Irene Mattiuzzo. Scibelli prova a prendere un tiro fotocopia rispetto a quello preso in precedenza, il risultato non cambia, ancora un errore per la forte giocatrice della Virtus Cagliari, sempre sul -8 qui al Palare Estivo di Cagliari. Virtus Cagliari che, lo ricordiamo, ha assoluto bisogno di una vittoria per cercare di alimentare le speranze di salvezza. Intanto è arrivata una tripla da parte di Laura Nicolini. Nicola Massa, probabilmente è il caso di alzare la mano quando Nicolini ha la palla fuori dall'arco. Sì, non sarebbe male un po' più di pressione sulle loro piccole, sia su Nicolini che su Striulli, anche se mi rendo conto che non deve essere facile difendere su Striulli soprattutto. Altro time out in campo, coach Gianni Monteurro vuole parlare di nuovo con le sue ragazze, sta prendendo il largo Marghera, 22-11 ora il punteggio a 7 minuti e 3 secondi dal termine del secondo quarto. Valentina Lusso a eseguire la rimessa per la Virtus Cagliari, ora Beatrice Mastio dà un'occhiata fuori dove trova ancora Valentina Lusso, si cerca Sarni che riceve solamente in questo momento lo scarico fuori per la partenza di Mura, la finta, si torna fuori, non trova lo spazio Mura, allora Sarni deve prendere un tiro dalla lunga distanza, lo manda a segno, 2 punti importanti per Sarni. Questo, Nicola, probabilmente un canestro un po' trovato dalla Virtus Cagliari che aveva in mente di fare altro. Sembrava dare la palla a Sarni per farla giocare sotto, invece si è perso qualche secondo di troppo, lì ha preso lo scarico da fuori, ma sembra che abbia anche una discreta mano dalla distanza e non solo da sotto canestro. È la prima volta che vediamo dal vivo Silvia Sarni, almeno con la maglia della Virtus Cagliari. Direi che l'impressione fino a questo momento è stata assolutamente ottima. Dall'altra parte Striulli assolutamente incontenibile nell'1 contro 1, va a prendersi un'altra penetrazione, c'è il fallo ancora da parte di Valentina Mura ed è il terzo personale di Mura, come giustamente mi fa notare Nicola Massa, deve già uscire. Valentina Mura torna sul parquet con la canotta numero 14 Giada Ballardini, forse un po' poco convincente nel suo primo ingresso in partita, vedremo se riuscirà a crescere nel corso di questo secondo quarto. Giada Ballardini, Erika Striulli intanto è pronta in lunetta, primo libero a segno, 23-13 il punteggio, ora ristabilisce il +10, dunque Marghera ancora con Striulli, sempre più leader realizzativa della sua squadra, con questo libero arriva a quota 11 punti segnati e ora va a prendersi qualche istante di meritato riposo Erika Striulli, che fa posto nuovamente a Giulia Cecili. Rimessa dal fondo e difesa allungata da parte di Marghera, con la Virtus Cagliari che ha delle difficoltà in cabina di regia, prova ad accentuare queste difficoltà Marghera, ma qui ne viene fuori molto bene la Virtus. Direi che questa è un'azione un po' da manuale, se vogliamo, dalla pressione a tutto campo. Ottimo attacco, 2 passaggi e sono arrivate sotto canestro, molto bravo. Qui recupero di Lusso, segnali interessanti ora da parte della Virtus Cagliari, dopo qualche passaggio a vuoto di troppo gestisce Giada Ballardini dal palleggio, si va subito da Sarni, adeguamento difensivo della difesa di Marghera, poi il tiro di Lusso, solamente secondo ferro per lei, l'imbalzo controllato da Irene Mattiuzzo che dà all'indirizzo di Cecili. Ora la partenza e il
tiro di Mattiuzzo che sbaglia, si lotta a rimbalzo, c'è il fallo secondo gli arbitri, fallo che dovrebbe essere stato commesso da Mia Masic. Questa sembra essere la chiamata arbitrale. Un altro cambio intanto per Marghera, con la numero 10 Claudia Castria che esce e torna subito sul parquet Erika Striulli, che avrà riposato sì e no 20 secondi dopo la sua precedente uscita dal campo. Non c'era stato nessun fallo in precedenza perché si riprende con la Virtus in attacco. Silvia Sarni addirittura si deve divincolare dalla pressione con la partenza in palleggio, ci ha già fatto vedere tutto in questa partita. Silvia Sarni che ora taglia dentro, riceve dopo il passaggio di Scibelli lo scarico fuori per Masic, il tiro da 2 punti a segno. Mia Masic messa in ritmo e buone doti di passatrice anche da parte di Silvia Sarni, che ha visto un buon corridoio di passaggio. Sì, è molto brava e consente alla Virtus di fare il gioco dentro o fuori. Ovviamente quando lei prende la palla dentro la difesa è tutta collassata, per stare attenta a lei e le altre hanno più libertà. E poi ci vuole ovviamente anche la mano di Mia Masic per mandare a segno queste conclusioni con continuità. Prova a riaccorciare la Virtus, 17-24 ora il punteggio in favore di Marghera. Altro avvicendamento tra lunghe in casa veneta, torna sul parquet Carla Fabris e c'è anche, sottolineato dall'applauso di tutto il palarestivo, il ritorno di Eleonora Fava, capitano della Virtus Cagliari, che dopo una lunghissima assenza torna a dare una mano alle compagne. Nicola, intanto siamo in primo luogo contenti di rivederla in campo dopo tanto tempo. Ma assolutamente, poverina, qualche infortunio di troppo, è stata un po' sfortunata, speriamo che è una giocatrice di categoria, speriamo che sia da far vedere quello di cui è capace. Giocatrice anche di grinta, di temperamento, fondamentale lo scorso anno nella seconda parte di campionato per raggiungere la salvezza. Ha bisogno di temperamento, di grinta la Virtus Cagliari. Intanto è rimasta a terra Mattiuzzo che si è stampata sul blocco granitico di Sarni che poi va a segnare, ma c'è Mattiuzzo ancora a terra, richiamata l'attenzione degli arbitri, si è fatta male purtroppo Irene Mattiuzzo, che rimane a terra sul parquet. Va a soccorrerla il suo tecnico Iurlaro. In precedenza è andata a sbattere su Sarni in maniera abbastanza pericolosa. Si rialza Mattiuzzo, non dovrebbe essere nulla di grave per lei, solamente una botta. Ritorna in panchina, deve comunque provvedere al cambio coach Iurlaro. Sul parquet c'è con il numero 16, adesso c'è Irene Biancat ed è uscita dunque Mattiuzzo, si asciuga il parquet. 4 minuti e 15 al termine del secondo quarto, -3 Virtus Cagliari, in piena rimonta, 24-21 il punteggio. Eleonora Fava, Giada Ballardini, Mia Masic, Beatrice Mastio e Silvia Sarni in campo per coach Gianni Montemurro. Dall'altra parte ci sono invece Nicolini, Striulli, Fabris. Intanto Striulli va a segno con un altro tiro. Dicevamo, ci sono anche Giulia Cecili a completare il quintetto con il 16, Irene Biancat per Marghera che allunga ancora sul +5, 26-21 il punteggio, con Mia Masic che pasticcia un po', qui non riesce a servire il taglio da parte di Silvia Sarni. Dall'altra parte Striulli, tanto per cambiare, prova a prendersi un tiro, l'errore anche dopo il rimbalzo da parte di Carla Fabris. Parte il contropiede della Virtus, stavolta con Beatrice Mastio, il taglio dentro non servito da parte di Mia Masic, la tripla sbagliata da Silvia Sarni che fa tutto e segna, ma il canestro non è buono da parte di Silvia Sarni, che si sta prendendo la scena. Nicola adesso tira anche da 3 punti, prende il rimbalzo, possibile end one, non secondo gli arbitri, però davvero notevole la prestazione di Silvia Sarni. Intanto a quota 11 punti con 8 rimbalzi totali, quasi doppia e non siamo neanche a metà partita. Come abbiamo detto all'inizio, sposta sicuramente gli equilibri, fisicamente è quasi immarcabile e ti costringe sempre a raddoppiare su di lei e lasciare una giocatrice libera che può essere servita, e lei è molto brava a farla, faceva vedere sinora. La chiave offensiva di questa partita per la Virtus ovviamente ruota attorno a Silvia Sarni. Nel momento in cui ci sono degli adeguamenti difensivi forti su di lei, la Virtus deve essere brava e rapida a trovare delle conclusioni.
dalla media o lunga distanza con gli esterni. Errore col primo libero intanto da parte di Silvia Sarni, che si rifà invece col secondo. -4 Virtus, ora 26-22 il punteggio, 3 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. Il palleggio da parte della italo-argentina Laura Nicolini, la palla in mezzo alle gambe, la difesa di Mia Masic che rimane su di lei, la palla in punta ora con Cecili, la partenza in palleggio, la palla ancora fuori con Nicolini, accoppiata sempre con Masic, arresto e tiro allo scadere dei 24 secondi. Altro canestro di talento puro da parte di Laura Nicolini, davvero con l'acqua alla gola è riuscita a trovare un canestro importante per Marghera, che allunga ancora sul +6, 28-22 il punteggio. Ora Mia Masic dà uno sguardo dentro, prova a sbarcarsi Fava, il giro sul perno da parte di Masic che sbaglia, ma prende un altro rimbalzo ed è il nono della sua partita. Silvia Sarni che poi sbaglia da sotto, rischia di prendere un altro rimbalzo, forse anche poco tutelata dagli arbitri con questi contatti sotto canestro. Cosa dici? Le avversarie cercano di arrangiarsi come possono, perché è davvero grossa e le sue pari lungo sono tutte più basse di lei. Certo, un po' di tutela in più non sarebbe male per lei. Masic sbaglia dalla media distanza, rimbalzo di Nicolini che vuole rallentare un pochino le operazioni. Ora Striulli a servire Baldi, poi il passaggio consegnato ancora per Striulli, bel gioco a due stavolta con Carla Fabris, arriva il fallo su Fabris. Il tema tattico di Marghera invece è sempre lo stesso, con Striulli a inventare e a creare situazioni di vantaggio dal palleggio. Stavolta riesce a tirar fuori dal cilindro un'azione che manda in lunetta Carla Fabris, autrice fino a questo momento di 2 punti, 1 su 2 da 2 rimbalzi totali per lei. Sbagliato il primo libero, sempre +6 Marghera, 28-22 il punteggio. Marghera, lo abbiamo detto, 16 punti, bilancio di 8 vittorie e di 7 sconfitte in questo campionato. Intanto 0 su 2 per Fabris, con la Virtus che riesce anche con un po' di fortuna a mantenere questo possesso dopo essersi addormentato un'altra volta a rimbalzo. Dicevamo di Marghera, 16 punti all'andata, finì 70-52 proprio per la Rittmeyer, con 11 punti a testa per Striulli Chicchi Siola, che quest'oggi non è a disposizione di coach Iurlaro, e 11 anche per Cecili, con 15 invece di Mattiuzzo, che fu la top scorer per Marghera. Dall'altra parte non bastarono i 25 punti di Mia Masic e i 19 di Carolina Scibelli. Carolina Scibelli che stiamo ancora attendendo tra le protagoniste di questa partita. Al momento non è in campo per coach Gianni Montemurro. Intanto fallo in attacco probabilmente da parte di Beatrice Mastio, e questa la chiamata arbitrale. Palla persa dunque dalla Virtus Cagliari, blocco irregolare da parte di Beatrice Mastio. 1 minuto e 51 al termine del secondo quarto, sempre +6 Marghera, 28-22 il punteggio. Entrambe le squadre hanno già speso il bonus. Striulli a gestire le operazioni in zona offensiva per Marghera, controllata da Giada Ballardini, la palla fuori per Baldi, il passaggio consegnato ancora per Striulli, mano destra sulla difesa di Beatrice Mastio, il cambio difensivo, poi la palla fuori per il tiro dalla lunga distanza e il canestro da 3 punti di tabella per Giorgia Trevisanato, che nel frattempo era entrata sul parquet, non ce ne eravamo accorti e si è fatta subito notare. Trevisanato con questa tripla che porta Marghera nuovamente sul +9, 31-22 il punteggio, a un passo dall'altra parte dalla palla persa la Virtus Cagliari, che riesce comunque a servire Giada Ballardini dopo la rimessa eseguita da Eleonora Fava. Lavora sul blocco Ballardini, che poi tira un missile direttamente a fondo campo. Si cercava una situazione di gioco a 2 con Sarni, non si sono capite Sarni e Ballardini, un po' sconsolata Ballardini, che sta cercando fiducia per entrare meglio in questa partita. Ma al rientro in campo sembrava avesse trovato un po' di concentrazione e di fiducia. Adesso è la prima palla che perde dal suo rientro in campo. Speriamo sia solo un caso, perché la squadra ha bisogno un po' della sua regia. Striulli, giocatrice da playground, dall'altra parte fa tutto da sola, trova altri 2 punti che permettono a Marghera di allungare sul +11, 33-22 il punteggio. Si sta esaurendo anche il cronometro del secondo quarto, mancano 40 secondi all'intervallo lungo. Il tiro dall'angolo difficile per Giada Ballardini, che finalmente
dà una scossa alla sua partita, va a segno con il canestro del 25-33, prova una ennesima rincorsa alla Virtus Cagliari, qui buono anche l'anticipo da parte di Ballardini che però non riesce a mantenere il pallone. Cecili dal palleggio, accoppiata con Fava, va dentro Cecili, non riesce a tenerla Fava, trova un tiro, l'errore e poi un altro rimbalzo d'attacco da parte di Marghera. Ancora Fabris a creare danni nel pitturato della Virtus Cagliari, 2 liberi importanti per lei. Andiamo a vedere il dato relativo ai rimbalzi totali. Non si direbbe, vedendo la partita così distrattamente, però la Virtus Cagliari ha conquistato più rimbalzi di Marghera. Siamo attualmente sul 22-17 a rimbalzo difensivo, però la Virtus rimane un po' coi problemi che avevamo sottolineato inizio partita. Sì, il fatto del poco taglia fuori sugli esterni che arrivano sempre da ogni parte e concedono sempre dei secondi tiri. Sarni prova a prendere una conclusione allo scadere, riesce a guadagnare il fallo proprio da parte di Fabris e andrà in lunetta con 2 liberi importanti per finire in crescendo quantomeno la seconda frazione. Silvia Sarni spedita appunto in lunetta dal fallo di Carla Fabris, dovrebbe essere il primo fallo della partita da parte di Fabris. 34-25 il punteggio, Silvia Sarni in lunetta con il primo libero, ancora sbagliato, cifre non esattamente confortanti dalla lunetta in questo momento, con 2 su 5 per Silvia Sarni. Realizza invece il secondo, 34-26 il punteggio, più 8 Marghera con 1 secondo per la preghiera, ci prova ancora Striulli, non trova nemmeno il ferro e allora dopo 20 minuti di gioco Marghera è avanti sulla Virtus Cagliari con il punteggio di 34-26. Commento flash, Nicola Massa, cosa serve a questa Virtus per cercare di ottenere questa vittoria? Insomma, non ci nascondiamo, la Virtus deve cercare di vincere tutte le partite che mancano da qui al termine della stagione se vuole salvarsi, a prescindere dal valore dell'avversario. Direi un po' più di attenzione al rimbalzo e magari un po' più palla per Sarni sotto canestro. Sfruttare appunto un po' più la presenza di Sarni e di Scibelli anche lì sotto canestro, provare a difendere meglio su Striulli, anche se non è un cliente facile da... È tutto allora per questo secondo quarto dal Pala Restivo di Cagliari. Tra 10 minuti ci sentiremo nuovamente per l'inizio del secondo tempo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto al Pala Restivo di Cagliari. Si riparte dal 34-26 in favore di Marghera, che torna sul parquet con la numero 6 Mattiuzzo, assieme a lei Striulli, Fabris, Nicolini, e la numero 20 si tratta di Baldi. Dall'altra parte per la Virtus Cagliari invece Mia Masic, Giada Ballardini, Carolina Scibelli, Silvia Sarni e Sabrina Pacilio, che prova ad andare in penetrazione. La linea di fondo poi da parte di Masic, che lascia partire un tiro che balla sul ferro, poi esce, si lotta a rimbalzo, prova a strappare il pallone Carolina Scibelli, palla contesa e Virtus Cagliari che potrà rimanere in zona offensiva ancora con la rimessa eseguita da Sabrina Pacilio. Il gioco di blocchi a smarcare Mia Masic, che però non riceve, si va sotto da Sarni, che segna da sotto canestro, che regala il -6 alla Virtus. 34-28, rimessa ottimamente disegnata da coach Montemurro. Ottima rimessa, eseguita perfettamente da loro, un buon inizio come inizio partita. Secondo me, se loro riescono a difendere meglio su Striulli e sfruttare meglio sia Sarni che Scibelli, possono tranquillamente vincere questa partita. È andata a segno intanto Irene Mattiuzzo dalla media distanza a ristabilire dunque il +8 in
favore di Marghera, qui dimenticata sotto canestro. Sabrina Paciglio non può esimersi dal realizzare il canestro del -6, 36-30 il punteggio. Si tratta dei primi 2 punti della partita di Sabrina Paciglio, andata a segno da sotto. Dall'altra parte difficoltà per Mattiuzzo, si va da Nicolini che deve inventarsi qualcosa. La partenza in palleggio contro Masic, segna, voleva anche un fallo, un altro saggio di talento da parte di Nicolini contro la difesa di Masic. Ha fatto 3 canestri assolutamente d'esperienza, è brava ad appoggiarsi il corpo, non riesce a stopparla perché ti tiene lontano dalla palla, sta dimostrando tutte le sue qualità. Qui chilometri di spazio per Masic che dovrebbe segnare questo tiro, invece non riesce a mandarlo a segno. Riparte Marghera, stavolta con Striuli, accoppiata con Ballardini, tanto spazio anche per Striuli che fa saltare Scibelli. Grande scarico qui per Fabris che subisce il fallo evidente da parte di Sarni. Striuli, un altro saggio di quelle che sono le sue caratteristiche, la partenza in palleggio bruciante e quando non va a tirare trova comunque sempre un ottimo scarico all'indirizzo delle compagne. Ne beneficia ancora Carla Fabris in questa circostanza, mandata in lunetta con 2 liberi. Carla Fabris fino a questo momento autrice di 3 punti, scusate, 1 su 6 che diventa 1 su 7 dalla lunetta. Direi decisamente un affare mandarla a tirare dalla linea della carità. Ora 1 su 8 con una mattonata incredibile con il secondo libero, sempre -8 Virtus, ancora in attacco con Giada Ballardini. Il blocco di Sarni, il palleggio ancora insistito da parte di Ballardini che pesca in angolo. Masic vuole prendere il centro dell'area, ribalta il lato per Sabrina Paciglio, la partenza in palleggio. Mattiuzzo va a cercare il pallone, speso il fallo sulla partenza di Sabrina Paciglio, primo fallo di squadra del terzo quarto da parte di Marghera. Virtus Cagliari ancora in attacco con 14 secondi per chiudere l'azione. Mia Masic va a incaricarsi della rimessa in gioco, si smarca e riceve in questo momento già da Ballardini, accoppiata con Cecili, il taglio a ricciolo da parte di Paciglio che poi trova un grande scarico all'indirizzo di Carolina Scibelli. Gran segnale da parte dell'attacco della Virtus Cagliari. E ti chiedo, Nicola, visto che la conosci bene, un commento su questo passaggio di Sabrina Paciglio. È una maestra in leggere certe situazioni e quando viene raddoppiata ti mette sempre sotto canestro per farti eseguire un tiro facile. Abbiamo fatto in tempo a incensarla, però che Sabrina Paciglio è andata a spendere il fallo sul tiro di Cecili, potenziale gioco da 3 punti per Cecili, terzo fallo anche di Sabrina Paciglio e questo può essere un problema per coach Montemurro. Assolutamente sì, anche perché l'ha fatta credo riposare nei primi 2 quarti. Per averla fresca adesso il terzo fallo potrebbe un po' cambiare il suo tempo di utilizzo. Giada Ballardini ha chiamato lo schema 41-32, Marghera che riesce sempre a tenere a debita distanza gli assalti della Virtus Cagliari che ora va dentro a cercare Scibelli contro 3 avversari e non riesce a concludere, strappa però il rimbalzo e va a segno monumentale davvero Carolina Scibelli, giocatrice in costante crescita, quasi doppia di media per lei in questa stagione, sta viaggiando a 16,4 punti di media con 8,6 rimbalzi, seconda miglior realizzatrice della Virtus alle spalle di Mia Masic che invece segna 17,5 punti di media. Altro canestro di talento puro intanto da parte di Striulli. Ma sta facendo un po' il bello e il cattivo tempo. Secondo me la partita si decide molto nella difesa su di lei, perché è brava a giocare per lei, è brava a far giocare le compagne. È brava anche Mia Masic in questo caso a segno con la sua mano prediletta, ovvero quella sinistra. Bel canestro della giocatrice croata. Intanto il tiro dalla lunga distanza sbagliato da Mattiuzzo, ancora problemi a rimbalzo con gli esterni della Virtus Cagliari che non riescono a fare efficacemente tagliafuori. Extra possesso per Marghera, allora ancora con Striulli che prova il passaggio sotto, sta scadendo il cronometro dei 24, perde palla Striulli e poi il cronometro dei 24 secondi che muore con la sfera nelle mani di Carla Fabris. Recupero difensivo della Virtus sottolineato dagli applausi del Palarestivo. 43-36 il punteggio in favore di Marghera. Marghera che allunga ancora la difesa. Coach Iurlaro, tornato quest'anno alla base dopo 2 anni di assenza da Marghera dove è cresciuto. Primo anno a Parma in A1 con la Lavezzini, il secondo invece è a Ferrara dove
ha trovato sia la pool promozione che le finali di Coppa Italia. Qui canestro con fallo da parte di Giada Ballardini, che sta lentamente guadagnando un ruolo da protagonista in questa partita. Accorcia sul -5 la Virtus, 38-43 il punteggio potenziale, gioco da 3 punti dunque per Ballardini, che andrà in lunetta dopo però il time out chiamato da coach Iurlaro. Terminato il time out si torna a giocare al pala restivo con Giada Ballardini che converte anche il libero aggiuntivo. Allora -4 Virtus Cagliari pienamente in partita quando mancano 5 minuti e 45 secondi al termine del terzo quarto. Grande anticipo da parte di Carolina Scibelli, monumentale anche quest'oggi in attacco e in difesa. In questa circostanza palla recuperata, vuole ricevere Pacilio, ribalta il lato, Masic trovato un tiro dall'angolo ancora per Scibelli che però sbaglia, tocca solamente a rimbalzo Sarni. Sarebbe stato un canestro di importanza capitale per la Virtus, chiamata poi palla contesa e Marghera che potrà tornare in zona offensiva. Incoraggiata Carolina Scibelli che ha preso il tiro, direi dopo un'altra buona circolazione offensiva da parte della Virtus. Perfetta, la palla ha girato veloce, lei ha preso un tiro giusto con anche il buon posizionamento di Sarni che era il rimbalzo, anche se poi la palla ha sbattuto sul ferro, è andata un po' lunga ma la rotazione era corretta. La palla fuori per Cecilia, attacca Marghera, 7 secondi al termine del cronometro dei 24, prende il tiro dalla lunga distanza, la numero 10 di Marghera, si tratta esattamente di Claudia Castria. Dall'altra parte Virtus Cagliari in attacco con Carolina Scibelli, chiedeva un'infrazione di passi la panchina di Marghera, infrazione di passi che non arriva invece il canestro di Carolina Scibelli che regala il -2 alla Virtus Cagliari, 43-41. Scibelli a segno con il 7° punto personale, attacca Striulli, la palla fuori per Cecili, vuole ricevere in post Fabris, si torna da Striulli, 7 secondi, arresto e tiro di Striulli sul primo ferro, tap out da parte di Pacilio e poi Ballardini in mezzo a due riesce a mantenere il possesso del pallone con un mezzo miracolo. -2 Virtus Cagliari, 43-41, 4 minuti e 22 secondi al termine del terzo quarto. Nicola Massa, può essere davvero questo il momento per aggredire la partita? L'abbiamo un po' chiamata la prestazione di Scibelli, è arrivata ed è conciso anche con forse uno dei migliori momenti della Virtus durante tutta la partita. E non è assolutamente un caso, Scibelli qui mette in ritmo Pacilio a segno, 43 pari e anche Sabrina Pacilio ci sta mettendo del suo. Dalle loro collaborazioni è nata la rimonta, adesso sono pari, devono provare a continuare a giocare così, ordinate, a sfruttare tutte. Qui intanto fischio arbitrale, sanzionata la difesa su Cecili. Secondo fallo di squadra da parte della Virtus Cagliari, rimessa in zona d'attacco per Marghera con Striulli che è pronta a eseguire la rimessa in gioco. 3 minuti e 57 al termine del terzo quarto, riceve ancora Cecili accoppiata con Masic, Cecili va dentro, lo scarico per il tiro dall'angolo da parte di Biancata, arriva l'errore, altro rimbalzo per la Virtus che ora può andare in zona offensiva per il primo vantaggio di questo secondo tempo, chiamato un'infrazione di doppio palleggio intanto da parte di Mia Masic che esagera un po' con l'hesitation, dando la sensazione agli arbitri di aver fatto infrazione di doppio palleggio. Tu come l'hai visto? Non mi è sembrato, anche perché sono tanti arbitri che lo fischiano e tanti arbitri che permettono ai giocatori di abusare di questa infrazione. Dalla dinamicità dell'azione non mi è sembrata infrazione di doppio palleggio. Circolazione perimetrale per Marghera, Striulli, il pick and roll giocato con Fabris, gira sul perno, prende il tiro ma c'è l'infrazione di passi severi da una parte e dall'altra. I due arbitri, prima nei confronti di Mia Masic, anche adesso con Striulli che evidentemente aveva strisciato il perno al momento della virata. Molte volte gli arbitri però sono tolleranti anche con questo movimento. Questo però lei ha chiuso il palleggio, ha fatto i 3 appoggi, quindi la nuova regola è che sono passi sempre. Se non avesse chiuso il palleggio ok, ma lei ha chiuso il palleggio e ha fatto il giro. Attacca la Virtus ancora per andare in testa a questa partita Mia Masic, arresto e tiro dalla media distanza, sbaglia, tap out di Sarni importantissimo e altro possesso offensivo per la Virtus Cagliari. Non sta segnando in questo frangente della partita Sarni, ma sta dando una grossa mano, 11° rimbalzo per lei che ha già segnato 15 punti. Fischio arbitrale, fallo della difesa, Virtus Cagliari
con la rimessa dal fondo di cui andrà a incaricarsi Sabrina Pacilio. 43-43, 2 minuti e 47 al termine del terzo quarto. Dicevamo 15 punti, 10 rimbalzi per Silvia Sarni, dall'altra parte 17 punti con 2 rimbalzi invece per Erika Striulli. Sarni, arresto e tiro impossibile, forse anche un fallo da parte di Fabris, non c'è niente secondo gli arbitri, mancava poco allo scadere dei 24 secondi. Non riesce nemmeno in questo caso la Virtus a passare avanti nel punteggio. Allora ci prova Marghera con Striulli accoppiata con Ballardini, che fa finta di andare a cercare il pallone, la sfera in mezzo alle gambe per Striulli. Il cambio difensivo di Scibelli che riesce a tenere il palleggio di Striulli, creato un buon tiro con Biancat che va a segno, mano educata dall'angolo per lei. Qui pasticcia Masic, riesce miracolosamente a salvare il pallone. Ora Ballardini con un arcobaleno a metà tra Sarni e Scibelli. Nicola, nel momento della partita in cui la Virtus sembrava avere nelle sue mani l'inerzia, sono arrivati un attimino di palloni persi banali ancora una volta e Marghera ne sta approfittando. Ma sì, hanno avuto 2 azioni di difficoltà nell'attaccare il loro press. Il Marghera ha un po' allungato la difesa, è anche vero che stavano andando molto bene, avevano iniziato a concretizzare un po' più anche la loro supremazia al rimbalzo. Credo che Marghera nel secondo quarto abbia preso solo un rimbalzo e la Virtus ha stretto anche un po' le maglie in difesa. Marghera non ha più preso un rimbalzo in attacco. Da sottolineare la differenza a rimbalzo fino a questo momento: 31 totali catturati dalla Virtus, solo 23 invece per Marghera. Marghera che attacca ancora con Erika Striulli. Qui un altro passaggio, ma Sabrina Pacilio capisce tutto, parte la transizione della Virtus che decide poi di rallentare le operazioni. Ancora con Giada Ballardini, il giro sul perno da parte di Sarni e poi Pacilio che va vicina al gioco da 3 punti. Bello scossone, bella reazione da parte della Virtus che qui ha ragionato bene. Situazione di palla, spalle a canestro per Sarni e poi taglio con grande maestria, molto intelligente. Sabrina Pacilio che andrà in lunetta con 2 liberi per cercare di riportare nuovamente la situazione in parità. Altro cambio intanto per coach Iurlaro, esce con il numero 10, si trattava di Claudia Castria ed è tornata sul parquet invece con il 16 Biancat. Libero sbagliato da parte di Sabrina Pacilio, sarebbe stato un canestro importante. Sono importanti tutti i tiri a cronometro fermo a questo punto della partita. 0-2 purtroppo per Sabrina Pacilio, rimane sotto di 2 la Virtus Cagliari. Allora contro ora Marghera che attacca con Cecili, il pallone per Striulli, il blocco di Fabris che poi taglia dentro, lo scarico di Striulli per il tiro piazzato che Biancat sbaglia. Sarni a rimbalzo non riesce a tenere il pallone, poi va per la stoppata e viene sanzionata però con il fallo da parte degli arbitri. Si deve controllare anche dal punto di vista della gestione disciplinare, della gestione dei falli Sarni, troppo importante nell'economia del gioco della Virtus Cagliari. È solamente il secondo fallo di Silvia Sarni, situazione che anche in questo caso è nata da una palla persa banale da parte della Virtus Cagliari che deve inseguire, lo ricordiamo, 2 lunghezze. 45-43 il punteggio, 15 punti per Sarni, doppia per lei con 10 rimbalzi, 7 sono invece i punti di Carolina Scibelli, 6 per Giada Ballardini, 9 invece per Mia Masic. Dall'altra parte 17 come abbiamo detto per Striulli. Alle sue spalle ci sono Mattiuzzo con 8 e Nicolini con 7. Ancora difesa allungata intanto per Marghera con Sarni che porta palla, riesce a servire Mia Masic, attacca la Virtus, la palla in punta ancora per Sarni. 14 secondi per l'attacco della formazione di Cada. Silvia Sarni, arriva l'anticipo da parte di Fabris che poi si lancia in contropiede, recupero difensivo da parte della Virtus, il blocco di Fabris per Striulli, prova a ricevere ancora Fabris, si avventa sul pallone Scibelli e poi infrazione di passi chiamata
da parte della coppia arbitrale, situazione un attimino confusa. Nicola, in questo momento ci sarebbe bisogno di un po' di lucidità da parte della Virtus probabilmente. Ma sì, credo, soprattutto nell'attaccare la loro zone press. Abbiamo visto già 2 azioni che Silvia Sarni si trova costretta a portare lei avanti la palla, a perdere lucidità e tempo per poi giocare bene a difesa schierata. Importante Masic in uscita dei blocchi, non trova la via del canestro, sarebbero stati 2 punti davvero di grande importanza per la Virtus che però riesce a rimanere in zona offensiva dopo questo fischio arbitrale che sancisce una rimessa dal fondo in favore della compagine allenata da coach Gianni Montemurro. 47-43, meno 4 per la Virtus, 34 secondi al termine del terzo quarto. Si asciuga il parquet. Ricordiamo le altre partite di questo terzo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, girone A. Abbiamo già parlato di Fassi Albino Bolzano e di Broni Castelnuovo Scrivia, che sono le 2 sfide che interessano maggiormente la Virtus Cagliari, impegnata nella lotta per non retrocedere. Si giocheranno anche San Salvatore Castelcarugate, sfida ovviamente anche questa ripresa dalle telecamere di Directasport.it e di sardegnasport.com domani, con commento di Fabio Frongia. Poi Crema contro Ecodentalpo, Velco Vicenza contro Ponte Casadaste Milano, e a chiudere il terzo turno di ritorno la sfida tra Pordenone e Costa Masnaga. Ne viene fuori senza danni intanto Marghera, sempre sulle +4, rimessa dal fondo, e prova ad allungare la difesa, in questo caso anche la Virtus. Beh sì, anche se in maniera molto più blanda, direi. Più blanda, anche perché loro hanno una giocatrice che è molto brava nel palleggio e molto brava nell'attacco degli spazi, come Striuli, che infatti sta facendo la differenza e credo sia la loro spina nel fianco di questa partita. E proprio Striulli in possesso del pallone, arriva la stoppata da parte di Ballardini, bella giocata difensiva da parte del playmaker della Virtus, che torna in possesso della sfera. 2 secondi, la preghiera di Masic che per poco non pesca il jolly. Finisce anche il terzo quarto, segnali discreti da parte della Virtus Cagliari, che però ancora deve inseguire sul meno 4, 47-43 il punteggio in favore di Marghera quando mancano 10 minuti al termine di questa sfida. Altra piccola pausa per noi, poi torniamo in diretta per raccontarvi l'ultimo quarto. Ultimi 10 minuti di Virtus Cagliari, Rittmeyer Brugg Marghera, terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di basket femminile. +4 Marghera quando appunto quando siamo entrati nell'ultimo quarto. Qui l'arresto da parte di Striulli, che però perde il controllo del pallone, si lancia in contropiede Masic e però viene ignorata colpevolmente dalle compagne. La palla in punta per Sarni. Ora Sabrina Pacilio si deve divincolare dalla pressione della sua avversaria Fabris, in particolare si trattava di Sarni, che non riesce a concludere, palla persa dalla Virtus. Ancora Striulli dal palleggio, cerca il taglio di Fabris, la palla sul perimetro per Cecili, si va ora da Fabris, passo d'incrocio contro Masic, era andata a segno Fabris, non è buono però il canestro, c'era stato in precedenza il fallo di Mia Masic, giocatrice croata classe 1993, che è andata a commettere il secondo fallo della sua partita. Rimessa in attacco per Marghera, se ne incarica ancora Erika Striulli. Quota ancora 17 punti per lei, con 6 su 12 da 2 punti, 0 su 2 da 3 e 5 su 5 ai liberi. Riceve Biancatti, il passaggio consegnato ancora per Striulli, arresto e tiro per Striulli che sbaglia, rimbalzo di Masic, può partire la transizione della Virtus Cagliari. Ancora Sarni però a portare palle in zona offensiva, circostanza molto inusuale, direi. Ma sì, anche perché poi ovviamente meno rapida di una piccola e perdi il vantaggio, i suoi vantaggi, che non è certo nel portare la palla. Qui fischio arbitrale che va a vantaggio della Virtus Cagliari, 2 liberi per Carolina Scibelli, sempre meno 4 Virtus, 47-43 il punteggio, 8 minuti e 54 al termine della partita. In lunetta Carolina Scibelli, 7 punti fino a questo momento per lei, diventano 8 con questo libero mandato a segno, anche 5 rimbalzi nella partita di Carolina Scibelli. Secondo libero per lei, per accorciare ulteriormente, va a segno
Scibelli. 9 punti personali e meno 2 Virtus, 47-45. Dall'altra parte gestisce il possesso Cecili, cercata e trovata Striulli, ora con il 17 Trevisanato che è tornata sul parquet. Striulli, la partenza contro Ballardini che tiene però bene, pescata qui Fabris, gran palla da parte di Striulli. Fabris però non riesce a convertire il layup e recupera allora la Virtus, ancora con Sarni a imbastire l'azione d'attacco, poi Ballardini, tanto spazio per Scibelli, la tripla, scusate, di Sabrina Pacilio che regala il sorpasso alla Virtus Cagliari sul 48-47. Sabrina Pacilio non a caso a trovare il canestro più importante della partita per la Virtus, ora sul +1, 48-47. Altra palla recuperata dalla formazione di casa, ancora con Sabrina Pacilio, fuori si va da Masic, prende posizione Scibelli e poi fuori Sarni, il tiro dalla media distanza a segno, ancora canestro per la Virtus Cagliari, ora in vantaggio sul +3, 50-47. Inerzia della partita completamente nelle mani della Virtus adesso. Sabrina quando contano c'è sempre, ha fatto un canestro importante, un rimbalzo importante. Se poi loro giocano di squadra in attacco, sono brave a leggere la situazione, avere pazienza e passarsi la palla, il loro quintetto attuale secondo me è superiore a quello di Marghera. La Virtus che però deve fare i conti sempre col talento di Erika Striulli, che ha trovato un altro canestro dalla media distanza. Il presidente della Virtus Cagliari, Riccardo Fava, reclama un po' più di calore da parte del pubblico, che non sembra da par suo rispondere fino a questo momento. Speriamo che cambi la situazione, ovviamente questa squadra merita assolutamente di essere sostenuta, squadra che sta producendo un grande sforzo e ora è avanti sul 50-49 quando mancano 7 minuti e 18 secondi al termine della sfida. Virtus Cagliari sul +1 e in attacco ancora con Sabrina Pacilio, l'uscita di Mia Masic, non riceve Sarni, il tiro dalla lunga distanza sbagliato da parte di Mia Masic, qui ci stava un passaggio per la ricezione di Sarni che aveva preso posizione bene. Aveva preso posizione là sotto, secondo me quando hai una giocatrice così devi sempre dargli la palla, sempre. Qui prova a chiudere anche il contropiede Sarni, non riesce però ad andare a segno e Marghera prova ad approfittarne ancora con Striulli, il taglio dentro da parte di Fabris, buona la difesa da parte di Pacilio, poi la palla fuori ancora per Striulli, ribalta il lato per Biancati, il tiro dalla media è sbagliato, rimbalzo importante di Fabris contro Sarni, però arriva un altro errore, si lotta e Marghera che riesce a mantenere il possesso del pallone. 6 minuti e mezzo al termine dell'ultimo quarto, fase di gioco intensa e molto accesa. I due tecnici preferiscono parlare un pochino con le rispettive giocatrici. 50-49, lo ripetiamo, il punteggio in favore della Virtus Cagliari. 6 minuti e 33 al termine della partita, piccolissima pausa per noi. Si torna a giocare al pala restivo di Cagliari, +1 Virtus Cagliari con Marghera in attacco, Striulli a servire Mattiuzzo, il tiro sbagliato, rimbalzo da parte di Pacilio, altro bel rimbalzo da parte della giocatrice della Virtus Cagliari, salita in cattedra nel corso di questo ultimo quarto, una sua tripla ha regalato il vantaggio che ora la formazione di coach Gianni Montemurro sta difendendo. Qui tenta lo scarico all'indirizzo di Sarni, capisce tutto però la difesa di Marghera che è già ripartita con Cecili, che prova a chiudere anche il contropiede, sbaglia, rimbalzo da parte di Ballardini che si proietta poi in zona offensiva. Striulli va a cercare il pallone, allunga il braccio, arriva immediatamente il fischio arbitrale, fallo su Ballardini. Le indicazioni di coach Gianni Montemurro all'indirizzo di Sabrina Pacilio, rimessa in attacco per la Virtus Cagliari. 5 minuti e 59 secondi al termine della sfida, sempre +1 in favore della Virtus, che dovrebbe forse a questo punto cercare di allungare, di cambiare marcia un pochino. Qui pescato molto bene il taglio di Sarni, si trovano e se la intendono alla perfezione là sotto sia Scibelli che Silvia Sarni. Sono tutti e due molto bravi a giocare individualmente e per loro, se la Virtus è brava in attacco, a innescare una delle due e collaborare tra loro due, sono immarcabili tutti e due.
segna il primo libero molto importante Silvia Sarni, che arriva così a quota 18 punti segnati. 1 su 2 per lei, arriva all'errore invece col secondo, più 2 Virtus, 51-49 il punteggio, con Marghera che torna in attacco con il possesso gestito da Cecili. Si smarca Astriuli, la difesa forte di Pacilio che le impedisce la ricezione, va dentro Fabris, c'è il fallo commesso da parte di Carolina Scibelli. Le proteste da fondo campo abbastanza veementi da parte del pubblico della Virtus Cagliari, fallo di Scibelli, situazione un po' al limite. Nicola Massa sembrava avesse già preso posizione, lei ha ritenuto di no, a me sembrava già ferma da lì da un po'. Situazione al limite, Fabris che si avvantaggia di questa situazione fino a un certo punto, però perché continua a litigare col ferro. Rashid Wallace avrebbe detto ball don't lie, e 1 su 2 intanto per Fabris, che con questo canestro fa 4 su 11 dalla linea della Carità, meno 1 per Marghera. 51-50 la situazione, 5 minuti e 26 secondi al termine della partita, con la Virtus Cagliari in attacco. Sabrina Pacilio dentro subito da Scibelli, la difesa forte, addirittura il raddoppio su Scibelli che riesce a pescare in punta Ballardini. Bell'arresto e tiro da parte di Ballardini che però sbaglia la conclusione. Schiaffo al rimbalzo, classico tap out, stavolta però punito con un fischio arbitrale ai danni di Silvia Sarni. Dovrebbe essere il terzo fallo da parte di Silvia Sarni, un fischio arbitrale, Nicola, che non ha convinto neanche te forse. Ma sinceramente non è rimasta dietro, ha provato a cercare la palla con una sola mano senza né appoggiarsi, tant'è che non l'ha presa. E il terzo fallo, 5 minuti alla fine, dovrebbe riuscire a gestirsi e giocare questi ultimi 5 minuti che sono importanti, sono anche un punto avanti, se riescono. Qui altro fallo, stavolta Sabrina Pacilio dovrebbe essere la colpevole, se non ho visto male, Nicola, dovrebbe... Fallo anche per Pacilio. Rimessa in attacco per Marghera, dunque, con Striulli. Il taglio non servito da parte di Mattiuzzo, riceve invece la numero 9, si tratta di Fabris, e poi la palla che circola sul perimetro per mettere in ritmo ancora Mattiuzzo. Arriva un altro errore, rimbalzo conquistato da Scibelli che poi perde il pallone, arriva l'errore da sotto da parte di Fabris che è lì da una vita, non arriva la chiamata di 3 secondi da parte degli arbitri. Sarni ne esce con la palla in mano, predica poi calma, e Virtus Cagliari che torna in zona d'attacco con Ballardini che trova un corridoio, subisce il fallo da parte di Cecili, se non ho visto male è proprio il fallo di Cecili che manda in lunetta già da Ballardini. Quinto fallo di squadra da parte di Marghera. Cambio in regia per la Virtus Cagliari con Valentina Mura che prenderà il posto proprio di Giada Ballardini. Sembra essere questo il cambio chiamato da coach Gianni Montemurro. Si asciuga il parquet, Ballardini in lunetta, più 1 Virtus Cagliari. 4 minuti e mezzo al termine del match. Virtus Cagliari e Rittmeyer Brugg Marghera, terza giornata di ritorno del campionato di Serie 2 femminile di basket. Le due leader statistiche sono da una parte Erika Striulli con 19 punti, dall'altra parte invece Silvia Sarni con 18. Ballardini in lunetta segna il primo libero importante, 52-50, sbagliato il secondo invece Marghera che torna in attacco allora con Cecili che però perde la sfera, cade, e allora Sabrina Pacilio saggiamente decide di rallentare, la palla dentro per Sarni, creato bene lo spazio, a segno Sarni, ancora canestro importante, più 4 Virtus, possesso gestito con grande lucidità questo dalla formazione di coach Montemurro. Abbiamo visto che quando loro riescono a dare la palla, a giocare la palla con calma, a dare la palla lì sotto a Sarni o Scibelli, tirano fuori sempre qualcosa di interessante. Ora hanno 4 punti di vantaggio, tutte e due le squadre in bonus, 4 minuti alla fine, se riescono a concretizzare di più tutti gli attacchi riescono finalmente a fare la seconda vittoria di fila e a poter sperare nella salvezza ancora.
3 minuti e 58 secondi al termine di questa sfida, più 4 Virtus Cagliari. È arrivato l'avvicendamento che vi avevamo preannunciato in regia tra Giada Ballardini e Valentina Mura. Ora Sabrina Pacilio pesca lungo la linea di fondo, Carolina Scibelli frana su di lei la numero 16 Biancat e ci saranno liberi ancora per Carolina Scibelli. Altra palla parlante intanto da parte di Sabrina Pacilio. È una maestra in campo, riesce sempre è molto brava a giocare per lei, è molto brava a far giocare i compagni quando lei viene raddoppiata. Ogni volta fa il passaggio giusto e anche stasera 4-5 palloni per Scibelli o Sarni che gli hanno consentito di fare dei tiri facilissimi. Scibelli e Sarni brave anche a farsi trovare in molte circostanze, è stato così anche stavolta per Carolina Scibelli. 2 su 2 importantissimo dalla lunetta e va sottolineata anche la freddezza in questo caso da parte di Carolina Scibelli. 56-50 più 6 Virtus che ora deve difendere contro Striulli che deraglia però con il pallone in mano. Altro recupero da parte della Virtus con Valentina Mura, servita a Sabrina Pacilio, si sbraccia Sarni, non riceve, c'è sotto Carolina Scibelli che segna dall'angolo. Altri 2 punti importantissimi, più 8 Virtus che prova a scappare via, mette le marce alte, difesa e attacco ora a livelli importantissimi per la Virtus. Qui Striulli, un altro errore, rimbalzo però controllato da parte di Cecili. Striulli controllata da Pacilio, la partenza di Cecili, la palla in angolo per Biancat, sportellate a rimbalzo e fallo su Sarni, anzi doppio fallo chiamato dagli arbitri, doppio fallo per Sarni e Biancat, dovrebbe essere quarto fallo personale da parte di Silvia Sarni. Cerco il conforto anche qui da parte della mia spalla tecnica Nicola Massa. Credo di aver letto bene la situazione, doppio fallo. Doppio fallo credo della 9 Fabris e di Sarni. Quindi quarto sì. fallo per Sarni. Quarto fallo per Sarni, è ancora un po' prestino che mancano 2 minuti e 56 secondi. Minuti con 8 punti sono lunghi da giocare. È la Virtus che non può assolutamente prescindere da Silvia Sarni. Assolutamente no, l'ha dimostrato in questa partita, anche se è vero che questo vantaggio è coinciso un po' con la crescita di Carolina Scibelli in attacco. Assolutamente sì, hai fatto bene a sottolineare questo aspetto. Virtus Cagliari che difende. Dunque dopo questo doppio fallo Erika Striulli a eseguire la rimessa, le indicazioni di coach Gianni Montemurro all'indirizzo di Valentina Mura. La palla per Cecili e ora nuovamente per Mattiuzzo. Bella la partenza di Mattiuzzo che va dentro, rischia lo sfondamento su Valentina Mura. Non c'è fallo secondo gli arbitri. Bel canestro da parte di Mattiuzzo che accorcia sul -6 e poi palla persa. Incredibile ingenuità da parte della Virtus Cagliari a 2 minuti e 38 secondi dal termine sul +6. Ci vuole maturità, ci vuole lucidità. Virtus Cagliari che è squadra poco abituata purtroppo in questa stagione a vincere e non deve venire il braccino come arriva di solito in questi casi. Ma nel primo attacco, se ricordi, nei primi 2 quarti hanno attaccato molto bene la zone press, adesso stanno avendo un po' di difficoltà. Secondo me Sarni dovrebbe giocare un po' più avanti e non ritrovarsi a portare la palla come sta capitando nelle ultime azioni. Qui si lotta a terra ancora con Pacilio e Fabris, chiamata di palla contesa e persa ancora da parte della Virtus che ha perso un pizzico di lucidità negli ultimi 2 possessi. Coach Gianni Montemurro vuole parlare giustamente con le sue giocatrici per mettere un pochino di ordine. 58-52 +6 Virtus Cagliari, 2 minuti e 8 secondi al termine della partita, time out in campo, piccola pausa anche per noi. 2 minuti e 8 secondi al termine della partita, +6 Virtus Cagliari, 58-52 il punteggio. Il tiro dalla lunga distanza da parte di Mattiuzzo che voleva un fallo, non arriva il canestro, non arriva neanche il fischio arbitrale. Allora la Virtus Cagliari può tornare in zona offensiva per cercare di allungare ancora. Giada Ballardini a mettere ordine, l'uscita dai blocchi da parte di Pacilio che non viene servita, si sbraccia e riceve in questo momento invece Mia Masic, ricezione profonda ancora per Scibelli, altri 2 punti. Carolina Scibelli in cattedra per la Virtus Cagliari, ora sul +8, 60-52. Hai sottolineato in precedenza l'importanza di Carolina Scibelli
qui punita la difesa di Mia Masic, che sembrava aver trovato solamente cuoio, come si dice in questi casi. Ma un fallo un po' dubbio quando gli arbitri vedono la sbracciata così, nei minuti finali è molto probabile che lo fischiano. Come hai detto tu, importantissima e fondamentale Carolina Scibelli nella rimonta e in questo sorpasso e creando questo vantaggio che a 1 minuto e 30 dalla fine dovrebbe essere quasi certo, anche se come sustento ci insegna la settimana scorsa, poi sino a quando non suona la sirena bisogna sempre continuare a giocare con attenzione. Virtus Cagliari sul +7, adesso è arrivato il canestro dalla lunetta ad accorciare sul 60-53, ci vuole calma, ci vuole lucidità, ci vuole pazienza per cercare di condurre in porto la seconda vittoria stagionale. Giada Ballardini attacca ora contro la difesa di Cecili, linea di fondo, bello scarico per Masic che andrà in lunetta per 2 liberi. Abbiamo sottolineato la buona prova di Scibelli, c'è da sottolineare anche la discreta crescita di Giada Ballardini, soprattutto nel corso del secondo tempo. Anche qui è arrivato un bello scarico all'indirizzo di Masic. Terzo e quarto ha fatto delle scelte molto importanti, ha sempre messo le compagne nelle condizioni di fare dei tiri facili, non ha perso palloni, ha dato più certezza alla squadra, che hanno giocato molto più tranquille e sono riusciti a far circolare meglio la palla. Masic in lunetta con 2 liberi di grande importanza, 1 minuto e 10 al termine della partita, ed esce stortissimo il primo libero dalla mano sinistra della giocatrice croata Mia Masic, che avrà a disposizione un altro tiro a cronometro fermo. Questo va a segno fortunatamente per la Virtus Cagliari, che allunga allora sul 61-53. C'è bisogno ancora di una difesa forte, attacca Cecili, servita a Mattiuzzo, la difesa da parte di Ballardini, arriva il recupero di Sarni, poi la Virtus che rischia di perdere nuovamente il pallone, brivido con Fabris che era andata a caccia della sfera, sanzionata con il fallo Carla Fabris, liberi stavolta per Giada Ballardini se non ho visto male. Virtus Cagliari che ci regala veramente tanti brividi, anche con dei colpi di scena inaspettati. Qui sembrava aver riconquistato il pallone. Comunque Giada Ballardini mandata in lunetta con 2 liberi. Segna il primo Giada Ballardini, 62-53, segna anche il secondo, arriva il 2-2 per Giada Ballardini. Allora più 10 Virtus, qui un airball da parte di Striulli a 50 secondi dal termine. Virtus Cagliari che sta conducendo in porto la seconda vittoria stagionale, più 10 a 45 secondi dal termine, esce fuori molto bene anche da questa situazione di pressione, di questa pressione a tutto campo da parte di Marghera. Qui altro fallo su Giada Ballardini, c'è solamente adesso da sigillare questo successo dalla lunetta. Sì, attaccare tranquillamente senza palleggio come hanno fatto adesso, credo 10 punti di vantaggio, 40 secondi dal termine, si può ormai dire conclusa. Molto brave negli ultimi 15 minuti, hanno giocato davvero bene. Sull'onda dunque del successo, primo successo stagionale ottenuto la scorsa settimana sul parquet di Villafranca di Verona, la Virtus Cagliari riesce a ottenere un altro successo, stavolta contro Marghera. Qui intanto decidono di regalarci ancora qualche brivido, palla persa da Sabrina Pacilio, fortunatamente Ballardini sistema le cose, 20 secondi al termine, speriamo non ci siano altre sorprese con la Virtus Cagliari ancora in attacco. Dicevamo Virtus Cagliari che raggiunge dunque quota 4 punti in classifica e rilancia le proprie quotazioni, c'è da andare a inseguire Castelnuovo Scrivia e Bolzano che hanno 8 punti in classifica. Qui Pacilio decide di regalare 2 punti a Striulli, ma finisce qui, arriva la seconda vittoria in campionato per la Virtus Cagliari che batte Marghera con il punteggio di 64-57 e rilancia le proprie quotazioni nella corsa alla salvezza. Si abbracciano le giocatrici di coach Gianni Montemurro, bella soddisfazione anche per lui, bella soddisfazione anche per il presidente Riccardo Fava che abbiamo visto soffrire per larga parte della stagione. Ora le giocatrici che si abbracciano prontamente inquadrate dal nostro Andrea Farris. Io intanto ringrazio Nicola Massa, assistant coach di Marco Sassaro all'Accademia Basket, che
mi ha fatto compagnia nel corso di questa telecronaca. Nicola, ci risentiremo presto, spero. Grazie e buona serata a tutti. E andiamo a raccogliere le dichiarazioni a caldo da parte dei due tecnici. Da una parte coach Iurlaro, dall'altra parte invece coach Gianni Montemurro. Le ragazze della Virtus festeggiano in campo. Coach Gianni Montemurro vuole prima salutare le sue ragazze. Allora vediamo se c'è il tecnico ospite. Coach Iurlaro a disposizione per Directasport.it. Coach, due battute in diretta, una partita che sono sicuro, insomma, temevate dopo la prima vittoria in campionato della Virtus Cagliari la scorsa settimana. L'onda emotiva di quella vittoria ha fatto la differenza anche quest'oggi, forse la maggior voglia di vincere da parte della Virtus ha fatto la differenza. Sì, sicuramente con l'innesto di Sarni la squadra è cambiata e si vede perché c'è una presenza sotto canestro importante. Io però sono contento della prestazione della mia squadra perché le ragazze, nelle condizioni in cui eravamo questa sera, hanno dato il massimo. Avevamo 2/5 del quintetto fuori perché avevamo Kiki Siola e Zussino che si è fatta male ieri sera e Micolini che aveva sia la febbre che un problema muscolare, quindi le ragazze hanno dato il massimo, sono giovanissime e quindi niente, andiamo avanti così. Una sconfitta sul campo dell'ultima in classifica che non pregiudica assolutamente l'ottimo cammino di Marghera fino a questo punto. No, assolutamente, anche perché secondo me con attualmente il roster della Virtus non è da ultimo posto. Non è da ultimo posto assolutamente e quindi sarà una mina vagante se dovesse raggiungere il penultimo posto nei play-out, poi sarà insomma abbastanza difficile da vincere. Grazie mille a coach Iurlaro, lo lascio raggiungere le sue ragazze e vado a caccia invece di coach Gianni Montemurro. Probabilmente è a disposizione, adesso va a salutare Giada Ballardini. Non c'è ancora coach Gianni Montemurro, allora andiamo a pescare magari qualche altra protagonista di questa gara. C'è Sabrina Pacilio, se vuole scambiare con noi due battute in diretta. Sabrina Pacilio, la rubiamo al dialogo con Nicolini, con le argentine di Casa Marghera. Il tuo canestro è stato il più importante a conti fatti nel secondo tempo, hai dato la spallata decisiva alla partita con quella tripla. Da quel momento in poi l'onda emotiva della vittoria della settimana scorsa ha fatto la differenza. Penso proprio quello, guarda, hai detto bene, non tanto il fatto di aver fatto 3 punti, forse in quel momento serviva comunque una spinta, forse anche le mie compagne si sono sentite, io ho dato una mano, diciamo, perché avrei dovuto, devo tirare un po' di più, sto perdendo un po' di fiducia e quel tiro ho visto che ha dato fiducia anche alle mie compagne, è stato importante proprio in un momento decisivo, sono contenta, dai. Vuoi spendere due parole per Scibelli e Sarni monumentali quest'oggi anche nelle fasi finali della partita? Sì, infatti abbiamo iniziato un po' appannate, non eravamo molto concentrate, no, forse sicure, non lo so, eravamo un po' addormentate, lasciami passare il termine. Silvia ci ha dato una grande mano già dall'inizio, Carolina in corso d'opera, proprio grandi, veramente, meno male che insomma sotto canestro si fanno sentire, adesso tutti avranno difficoltà. Seconda vittoria di fila, vi siete sbloccate, adesso ci credete più che mai. Sì, diciamo che forse ci serviva proprio quello, vincere la prima partita e in effetti ce le siamo sempre giocate tutte le partite, solo che non riuscivamo a prenderci 2 punti e per cui allenarsi ogni giorno con la consapevolezza che potevamo vincere ma non abbiamo vinto non è stato facile, quindi adesso ci siamo sbloccate e speriamo di portare a casa quante più partite possibili per cercare di giocarci questo campionato in un'altra maniera. Grazie mille Sabrina Pacilio, complimenti anche per la prestazione di quest'oggi. Vediamo se c'è finalmente coach Gianni Montemurro a disposizione per i nostri microfoni. Coach Gianni Montemurro, che sinceramente non vedo, c'è il presidente Riccardo Fava, allora andiamo a sentire le parole del presidente. Probabilmente si è liberato coach Gianni Montemurro, che ora va a parlare invece con Sarni. Allora andiamo a sentire il presidente.
le parole del presidente Riccardo Fava in diretta, finalmente un sorriso stampato anche sul volto del presidente, seconda vittoria di fila, ci voleva Sarni soprattutto per smuovere un po' le cose. Ci voleva Sarni, ci voleva la consapevolezza di poter riuscire a vincere le partite. Ci siamo sbloccati, diciamo, la prima vittoria in casa e abbiamo giocato come possiamo saper giocare. D'altro canto è una squadra che però ci ha messo anche in difficoltà perché i primi due tempi non abbiamo giocato un buon basket. Lo stesso allenatore era diciamo tra virgolette incavolato perché le ragazze non stavano facendo quello che avevano programmato durante la settimana. Poi finalmente abbiamo fatto vedere che insomma sappiamo anche fare un buon basket. Certamente Silvia Sarni ha fatto la differenza, la fa giustamente una giocatrice di livello superiore, probabilmente anche alla A2, ed è una giocatrice che ci darà adesso per il proseguo una grossa mano per continuare a cercare di far bene e avvicinare il più possibile le nostre antagoniste alla salvezza. La sensazione quest'oggi è stata quella di vedere due squadre praticamente di pari livello, che invece la classifica insomma separava di 12 lunghezze prima della palla 2. Queste due vittorie di fila vi hanno fatto venire un pochino l'acquolina in bocca, magari cercherete un nuovo rinforzo oppure il mercato è chiuso? No, ma se le ragazze continuano a fare quello che stanno facendo, anche con questo roster di squadra, diciamo che possiamo giocarcela con chiunque. Poi certamente i nostri obiettivi sono di recuperare il più possibile punti, avvicinarci alla terzultima e alla penultima. I rinforzi possono essere anche dietro l'angolo, fermo restando che anche le giocatrici ci stanno mettendo anche il cuore e anche giustamente non mi sembra neanche corretto tagliarle nel momento in cui stanno facendo quello che stanno facendo e stanno cioè cercando di mettercela tutta per riuscire a ottenere questa agoniata salvezza. Grazie mille anche al presidente Riccardo Fava. Allora direi che a questo punto posso andare a chiudere questa diretta dal Palazzo Restivo dei Cagliari. Purtroppo non ci sono tracce di coach Gianni Montemurro. Io ringrazio Andrea Faris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta e vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi di basket e non targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport